La macchina ha acceso le luci, quindi i cavalli si stanno allineando dietro la stessa per dare il via a questa appunto quarta corsa molto equilibrata e da un svolgimento assolutamente poco prevedibile per quello che sono gli scommettitori. Allora la macchina sta percorrendo la curva che poi porterà tutto il gruppo degli 8 partecipanti nella retta d'arrivo davanti alle tribune per lanciare appunto questi 8 cavalli nello svolgimento di questa quarta corsa. La macchina accelera, si chiudono le ali, sbaglia, Ipanema Bieda la prima sorpresa della corsa, prova ad andare davanti Inoc Signopar e Inoc Signopar però deve convergere alla corda e la cosa non gli riesce perché si inserisce ovviamente dei cavalli tipo numero 1 di Impeto Grim che è riuscito a prendere un ottimo avvio dietro l'Autostar, quindi rimane davanti. Primi 400 metri che si passano a un 14,5 assolutamente significativi, Inoc Signopar rimane quindi a destra, segue in seconda posizione Ines dei Greppi. In terza posizione alla corda troviamo Andrea Farolfi con Ira Funesta Spritz e poi andiamo a vedere tutti gli altri che arriveranno. Comunque abbiamo perso il primo protagonista della corsa che è Ipanema B squalificato, abbiamo passato i 400 metri, andiamo a chiudere la seconda curva con il gruppo che si sta riunendo, si sta compattando per la moderazione dell'andatura. 15,7 infatti sono i 200 metri con cui abbiamo passato la curva, quindi davanti a tutti Impeto Grim, Antonio Greppi, alla sua destra abbiamo Inoc Signopar, poi Ines dei Greppi con alla destra Iseo Zac, segue Ira Funesta Spritz e con il numero 6 Ispanico LG alla sua destra. 59,7 per i primi 800 metri, 14,5 i 200 metri davanti alle tribune e si arriva tra poco al chilometro con le situazioni che sono rimaste invariate. Chilometro in 1,14,4, comunque si è fatta andatura e ora aumenta la cadenza Impeto Grim e con Antonio Greppi che cerca di scrollarsi di dosso il suo avversario Inoc Signopar, cosa che non succede. Interviene Iseo Zac che si mette in schiena a Impeto Grim perché si è persa traccia di Ines dei Greppi che stava seguendo ma sta retrocedendo, quindi ne rimangono 3, un terzetto a metà della curva, sono Impeto Grim, Inoc Signopar e Iseo Zac che se la giocheranno. Chiudiamo la curva, 15,1 per la curva, si entra in retta d'arrivo, prova a isolarsi Impeto Grim, prova al suo interno Iseo Zac, è un testa a testa tra Impeto Grim un po' in calo, Iseo Zac che recupera l'open stretch, può risultare vincente ed è così, vince Iseo Zac e precede Impeto Grim 1,14, 1,59,2 per la vittoria di Antonio Di Nardo con Iseo Zac che torna al palo. Questo cavallo allenato da programma da Fiaschi, figlio di Axel Rose e del Dora King, che si aggiudica la quarta corsa. Vediamo a livello numerico al secondo posto il numero 1 Impeto Grim e guardiamo dello slow motion chi segue per la terza e la quarta posizione. Bellissima vittoria di Antonio Di Nardo con Iseo Zac. Al terzo posto abbiamo il numero 5 Inoc Signopar, grande protagonista della corsa, poi il numero 7 di Imperia Play davanti al numero 6 di Ispanico LG.